Eccoci, nuova puntata della nostra storia, come sempre un viaggio nel passato per capire il presente e progettare il futuro. Due gli ospiti di questa nuova puntata, due ospiti che ci racconteranno le loro vicende, ma soprattutto ci racconteranno uno spaccato di quello che è stato il nostro essere insieme. Il primo è, diciamo così, il sindaco di un paese che poi è diventato anche consigliere provinciale, e poi è diventato anche presidente di una delle case di riposo più conosciute della Marca Trevigiana. A seguire avremo diciamo così, una persona che ha avuto fede in una compagine politica, in un partito, e da Treviso è diventato parlamentare. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Le elezioni non sono passate in vano perché la Democrazia Cristiana ha subito una flessione. Il Partito Comunista è crollato, il Partito Socialista è cresciuto moderatamente, ma soprattutto hanno avuto un boom Verdi e Lega. Nel Consiglio regionale ci sono 13 partiti o movimenti, dei quali 8 con un solo esponente. Il voto regionale trevigiano assegna alla Democrazia Cristiana il 44,5% a fronte del 48,8% delle regionali e a fronte del 45,2% delle europee 89. Tuttavia la perdita della provincia di Treviso è maggiore rispetto a quella regionale. Invece che diminuire del 3,3%, in provincia di Treviso siamo diminuiti del 4,3%. Il Partito Comunista è sceso del 15,9 dell'85 al 12,2. Il Partito Socialista sale dal 12,6 dell'85 al 14,2. Cresce la Liga dal 5,1 al 6%. I comuni dove la perdita sud del 9% sono 3. Trevignano con meno 9,46, Monta con meno 9,45, San Zenone con meno 9,24. Poi ci sono i comuni dove abbiamo perso oltre l'8%, e sono 5. Quelli dove abbiamo perso oltre il 5%, Castelfranco, Chiarano, Fregona, Borgo, Oderzo, Paderno, Pederoba, Preganzione, Sanfior, Vadoviana e Vazzona. Poi quelli che hanno perso oltre il 4,3, che sarebbe la media provinciale, e cioè Antivole, Cappella, Carbolena, Cessaggio, Maseno, Orsano, Paese, Ponte, Quinto, Resano, San Biagio, Treviso. Sono 46 comuni. Negli altri abbiamo perso meno della media provinciale. Mi pare ce ne sia per tutti, allontanando la tentazione di attribuire la responsabilità della sconfitta, come ho letto nei giornali, alla segreteria provinciale per come sono state approvate o modificate le liste dei candidati alle comunali. Il dato è questo, preoccupante, grave, che deve far riflettere tutti e ciascuno. Eccolo là. Fausto Favaro, 1990, Fausto Favaro 2023. Benvenuto. Grazie. Allora, questo era il 1990, c'erano state le elezioni, si cominciava a vedere una democrazia cristiana che stava cominciando a vacillare nei consensi. Poi arrivò il 92 e lo sappiamo. Partiamo da qua per raccontare una storia politica, per raccontare quei voti, per raccontare invece la storia di Fausto Favaro, tra l'altro passato partito, perché la professione è quella di assicuratore, da assicuratore ha poi passato alla politica e è tornato poi alla sua attività. Beh, io già nel 90 avevo fatto una legislatura come sindaco, perché nel 90 ho fatto il sindaco per la seconda volta, però non c'era l'elezione diretta allora, l'elezione avveniva tramite i voti dei consiglieri comunali. E nel 90 io sono stato anche candidato per il collegio provinciale di Lori, Ariese e Godego ed è risultato quell'anno il collegio più votato di tutta la provincia. E già si vedevano allora i primi schicchioli della Democrazia Cristiana. Schicchioli che, anche se non li vogliono ammettere, è sempre stata dovuta alla presenza delle correnti che, a furia di litigare fra loro, hanno finito per perdere tutti quei consensi che avevano. Stiamo vedendo dei volti, vedo Ragazzignato, vedo Malvestio, vedo lo stesso Fausto Favaro con il sindaco Silvestrin di Conegliano, vedo Dino De Poli. Tanti volti, tante correnti, Fanfaniani, Dorotei, Bastonati, Bastonanti? Ma capitava che quando anche nei collegi
per le elezioni in Parlamento. Se era in lista un doroteo probabilmente non lo votavano i fanfaniani, se c'era in lista un fanfaniano non lo votavano i dorotei. Tutto questo perché se uno veniva eletto la volta dopo veniva riproposto, se magari non veniva eletto succedeva che c'era più speranza per quelli dell'altra corrente. E sono quelle cose che all'interno dei partiti e si verificano anche tutt'oggi, basta vedere, quando i partiti superano una certa soglia nascono i gruppi di potere che poi si giustificano sostenendo che sono correnti di pensiero, ma alla fine sono solo correnti di potere. Ecco, torniamo un attimo indietro, perché lei ha cominciato a fare politica? Ma io sono arrivato per sbaglio perché Intanto perché non lavoravo... sapete che classe è? Io sono del 1948. Facevo il ragioniere a Bassano del Grappa e qualcuno probabilmente nel mio comune pensava che fosse idoneo, visto il ruolo che rivestivo di essere eletto consigliere comunale. Di solito in queste cose qui nei piccoli paesi sono i parroci che fanno un po' facevano da... No, chi l'ha fatto poi si è pentito perché evidentemente allora a Loria esisteva una sola corrente, i fanfaniani, e qualcuno avrà suggerito il mio nome, io sono andato in lista, poi siccome appena eletto ho cominciato a contestare alcune scelte che venivano fatte dall'allora nominato sindaco di quella corrente e mi hanno detto che io non sono un fanfaniano e sono un doroteo, allora sono corso ai ripari a chiedere che cosa voleva dire sia essere fanfaniano che doroteo, poi ho capito qualcosa, era la divisione che facevano. E quindi i cosiddetti dorotei sono venuti subito a cercarmi perché i fanfaniani gli hanno detto che io non ero loro ma ero un doroteo, loro sono venuti a vedere chi ero perché non lo sapevano che ero in lista. Allora facciamo così, per chi è delle nuove generazioni, fanfaniani più a sinistra, dorotei più a destra? Quindi... Ma non erano né a destra né a sinistra, a sinistra c'era la corrente di base, quella per capirci della Tina Anselmi o di Dino De Poli. I dorotei erano una mezza via che andava bene per tutti, così dicevano. Facevano capo a Bisaglia, Bertini, e poi Bernini e compagnia bella, e dall'altra parte c'era l'onorevole Cordere in quegli anni. I corderiani, quindi che erano più, diciamo così, più verso, verso destra. Verso Fanfani. Fanfani. Lo stesso Pignata che ho visto prima è quello che Fanfani l'ha chiuso. Allora adesso, mentre noi continuiamo a chiacchierare, vediamo con il nostro Alessandro Ganziere e Francesca l'iniziato numero 2, proprio perché c'è un comitato provinciale DC dei fanfaniani, siamo nel 1980. Qui ci sono un bel po' di volti che lei sicuramente riconoscerà, partendo dal segretario Frasson, che era, mi dicono, Delfino di Corder. Cosa le viene in mente rivedendo queste immagini? Ma io con Mario Frasson... Eccolo qua, Marino Corder. Con Mario Frasson ci sono stato anche molte volte a riunioni, anche perché quando io ero sindaco, lui era il sindaco di Resana, quindi poi è diventato anche parlamentare, ma in quegli anni era il sindaco di Resana, per cui nella Castellana ci trovavamo fra sindaci per discutere i problemi che riguardavano la Castellana. Allora, giusto per tornare indietro, allora, lei fa il ragioniere a Bassano del Grappa, le dicono di cominciare a entrare in politica, dice perché no? Si presenta cos'è, alle elezioni del comune? Le elezioni comunali, il comune di Loria, io sono di Bessica, loro hanno eletto un sindaco perché loro lo votavano in consiglio, ma era già tutto predestinato, siccome io avevo preso parecchi voti mi hanno nominato assessore ai lavori pubblici, poi purtroppo appena eletto nel raggio di 5-6 mesi ho avuto un problema di salute molto grave dove rischiavo di non ritornare più con un melanoma di quelli particolari aggressivi dove mi sono anche licenziato dal lavoro perché pensavo di non farcela come mi avevano detto, poi invece sono ancora qua. Quindi è già il primo messaggio di grande speranza? Sì, di grande speranza. Stiamo parlando degli anni 80, quindi quando le cure erano una cosa... Non sapevano neanche cos'erano i melanomi e sono stato operato 4 ore di operazione a Crespano del Grappa, quindi non certo nei migliori ospedali. Quelli che erano con me non ci sono più stati, poi poco tempo se ne sono andati, io sono riuscito, l'operazione è stata lunga e anche comunque sono un miracolato. Ecco, fatte queste premesse, una volta uscito... però cosa le ha insegnato quell'esperienza? Mi ha insegnato ad avere coraggio e a sperare sempre di farcela in ogni campo, perché se non affronti la vita come ho fatto io quando sono uscito,
avevo 2 bambini piccoli e una moglie sposata, quindi non da tanti anni, devi capire che ho affrontato la situazione senza fermarmi mai. Diciamo che questo l'ha robustito nel carattere perché gli ha permesso di essere indipendente, fra virgolette, anche in mezzo a tutti i lacci e lacciuoli della politica? Penso proprio di sì, io da quel giorno, come ho sempre fatto, non ho mai accettato qualcuno che mi desse ordini in politica, a meno che non mi convincesse che quell'ordine io lo condividevo come realizzazione di qualche problema nell'interesse della collettività. Perché per quegli anni, e soprattutto per la Democrazia Cristiana, era abbastanza difficile non prendere ordini. Difatti, non appena io ho cominciato a contestare qualche cosa che la vedevo marcatamente fuori luogo, dal mio modo di pensare, perché non avevo mai fatto parte della politica attiva, difatti mi hanno già detto che io non ero dei loro e quindi sono venuti a pescarmi gli altri. E questo è il problema principale. Questa è la politica. La politica, tu troverai sempre gente che fa carriera politica, ma i cosiddetti carrieristi cercheranno sempre di accantonare ed eliminare quelli che vedono possono creargli qualche problema o magari in futuro non prendere ordini, perché i politici allora, ma anche adesso, vivono solo, basta guardarsi attorno quando ci sono i congressi di qualsiasi partito. Chi rispetta determinati ordini di scuderia viene sempre al primo posto. Gli altri si devono conquistare il cosiddetto potere, come lo chiamano loro, con forza e con tanto tempo a disposizione. Allora, visto che si parlava di congressi e quindi anche di, diciamo così, posizioni politiche, andiamo al 1989 e facciamo vedere un'altra delle altre immagini. Questo è un congresso della DC, giusto per vedere degli altri volti che sicuramente ricorderà. Qui siamo in un congresso della Democrazia Cristiana e ci sono praticamente tutti partendo diciamo così, da quella parte, insomma, che del sottosegretario Pavan, insomma, che lei conoscerà. Quando partecipava a questi congressi, dove stava agli ultimi posti? Io ero andato anche a finire nel comitato provinciale, visto i voti che avevo preso in alcuni tempi. Però mi ricordo di una riunione al Pio X dove c'erano tutti e io mi sono alzato in piedi, mi sono stufato di sentire sempre la solita menata, perché erano sempre quelli, perché alla fine i cosiddetti capi corrente ci mettevano gli uni contro gli altri e noi ci andavamo a scanare nei cosiddetti comuni o sezioni del partito per fare eleggere i nostri rappresentanti, poi arrivavamo al congresso e loro ci lasciavano sfogare e alla fine a mezzogiorno prima del voto finale si riunivano a pranzo da qualche parte, concordavano segretario, vice, concordavano tutto e venivano a comunicarcelo alle 3 che il voto diventava praticamente inutile, tanto valeva non partecipare. Adesso guardandola da fuori, poi magari commenteremo di nuovo questa immagine, ma guardandola da fuori i partiti non sono poi tutto sommato tanto cambiati, anche questi nuovi della Terza Repubblica? Ma mi pare che chi voleva fare politica con questo sistema continua a esistere anche adesso e non a caso molti di quelli che c'erano hanno fatto i transfughi a turno nei partiti che poi... Però tutti questi cosiddetti capi che vogliono a tutti i costi restare capi per sempre finiscono per diventare dei caponi, perché quando vanno nei partiti nuovi prima vengono quelli che li hanno fondati quei partiti per i loro capi, perché quelli sono convinti e dicono signor sì. Gli altri portano i voti e quindi cercano di far valere quei voti che hanno a disposizione, ma non è più una cosa seria come l'originale. Ecco, ma allora volevo capire, la scelta di fare politica era più legata alla volontà di poter servire il territorio, quindi facendo il sindaco, quindi fare l'amministratore, o proprio perché c'era passione politica per portare avanti delle idee, quella sua? Ma io mi sono candidato quella volta perché, a parte che non conoscevo qual era il meccanismo, ma ho trovato con me dei consiglieri. Io facevo il ragioniere, va bene, una ditta privata, però non sapevano neanche la differenza fra un mandato e una reversale, fra spese di investimento e spese correnti, quindi molte volte venivano presi, come è stato fatto anche successivamente alla nascita di nuovi partiti, persone che avevano una grande esperienza, magari erano dei bravi ragazzi, del volontariato o d'altro, ma non conoscevano i problemi amministrativi e non a caso io mi sono trovato sempre prima o dopo con dei grossi problemi amministrativi.
Le mie onorificenze sono cadute e arrivate perché ho risolto quei grossi problemi amministrativi. Ricordiamo e non certo della Repubblica. No, non sono stato mai né cavaliere né cavaliere ufficiale, mi hanno fatto direttamente commendatore Sì. e dopo grande ufficiale, ma sono delle onorificenze arrivate per il modo di amministrare. Ho trovato situazioni con bilanci del tutto particolari, sono riuscito a sistemarli perché se come era allora e adesso molti amministratori il giorno dopo che sono stati eletti si preoccupano dei consensi che devono mantenere per la volta successiva, è evidente che devono fare scelte che con i bilanci si scontrano più o meno volutamente. Ecco, torniamo al tema dei bilanci, quindi la politica di oggi dovrebbe formare, perché dicono sempre che la Democrazia Cristiana formava chi poi faceva carriera politica, cioè tu non è che passavi a fare, non so, il consigliere provinciale se prima non avevi una preparazione da consigliere comunale, delibere, cioè non conoscevi la macchina. D'altra parte c'erano le sezioni frazionali, poi c'era il comitato comunale nei vari comuni, questi si riunivano, eleggevano i loro rappresentanti che mandavano nel comitato provinciale, si riuscivano a eleggere, quindi se non un passaggio di conoscenza amministrativa, come minimo di conoscenze particolari del modo in cui far funzionare il pubblico, veniva esposto e uno se voleva imparare trovava da imparare. Certo non poteva imparare tutto perché solo con l'esperienza che si impara, però almeno c'era questo. Adesso uno basta che intuiscano che ha un consenso o perché è un bravo industriale o perché è bravo nel volontariato da qualche altra parte, te lo propongono in lista, la gente lo conosce e lo vota, ma non vota mai una persona perché è convinta che quello sia in grado o all'altezza o più bravo degli altri per fare l'amministratore, il sindaco, che so, o il deputato o d'altro. Lo votano perché lo conoscono, perché è un amico, perché è un parente, perché pensano di andare poi a fare qualcosa e andare a chiedere qualcosa, magari dicendogli guarda che ti ho votato. Questo è il sistema che non può dare dei frutti. E difatti vediamo che molti, anche parlamentari, alle volte non sono all'altezza della situazione, ma non sanno neanche quello che votano. Ecco appunto, io volevo capire proprio questo, cioè allora dove dovrebbe ripartire la politica per formare una nuova classe dirigente e poi una persona che già ha un suo mestiere, un suo lavoro, ha una sua soddisfazione, entrando in politica voleva applicare la propria esperienza a servizio degli altri oppure è diciamo così il lavoro che poi può diventare un lavoro pubblico? Cioè, perché? No, c'è gente che dall'alto della sua esperienza entra in politica e cerca poi, data l'esperienza acquisita nell'altro campo, di portare dei buoni risultati anche nel campo politico. C'è gente evidentemente che cerca la politica per ottenere dei vantaggi o per avere anche un'indennità. Se torniamo agli anni 80-85, guarda che il sindaco era praticamente a titolo gratuito, aveva solo il rimborso spese della benzina se si spostava da un cosa all'altro. Adesso il colmo della faccenda era che il sindaco non aveva l'indennità, però aveva la responsabilità su tutto, perché firmava persino le carte d'identità, oltre alle concessioni edilizie, oltre a presiedere le commissioni varie di assunzione e quant'altro. Invece adesso il sindaco non firma neanche più i progetti, non va certo a firmare le carte d'identità, men che meno, quindi la responsabilità ricade tutto sui dirigenti, però c'è l'indennità e a molti l'indennità può anche fare comodo, non solo come sindaco ma anche come assessore. Poi che ci siano anche tanti bravi amministratori che a parte l'indennità fanno anche bene il loro lavoro, è normale, ma non bisogna mai fare i tutologi né nel bene né nel male, c'è questo e quello in ogni categoria. Però le regole sono diverse, nel senso che la politica poteva farti diventare sindaco ma poteva anche farti cadere da sindaco, adesso è molto più difficile, vale per il sindaco, vale anche per i presidenti di provincia, vale insomma per tutte le cariche politiche, la politica aveva dei meccanismi che adesso sono cambiati. Vi dico questo perché adesso vi faccio vedere un'intervista a Lino Innocenti, presidente della provincia. Il giorno in cui viene sostanzialmente dimissionato, nel senso che lui rassegna le dimissioni perché gli viene a mancare un supporto, poi racconteremo questo supporto. Ho scelto questa intervista per dimostrare come le correnti politiche, dorotee, meno dorotee, cioè chi non era allineato, poi alla fine soccombeva alla politica. Sentiamo questa intervista, iniziato lo 04, poi la commentiamo.
Presidente, esce per l'ultima volta da questa porta. No, io sono ancora consigliere provinciale per la verità, quindi potrebbe anche darsi che tornassi, ci penserò. Comunque le sue decisioni sono irrevocabili. Sono irrevocabili perché le ho molto meditate e le do proprio come un servizio alla istituzione e al mio partito, perché l'istituzione non sia logorata da polemiche che vengono proprio dal partito che dovrebbe sostenerla e perché ci si abitui a un comportamento corretto da parte di chi evidentemente pure esponente importante del partito non ritiene che le istituzioni vadano rispettate. Lei in effetti ha avuto parole abbastanza dure per alcuni suoi compagni di partito. Bah, sa, è una specie di testamento in extremis a qualcuno a cambiare testa. E questo qualcuno era Bernini, perché poi il mandante, diciamo, di quelle dimissioni era Bernini. Allora torniamo dove siamo partiti, cioè la Democrazia Cristiana era in realtà tutto un insieme di correnti. Chi faceva da centro di gravità permanente a queste correnti, quindi a un equilibrio tra le varie correnti? La Chiesa? Ma no, non credo. Per quello che ho visto io, loro stessi facevano poi da centro, perché litigavano per ottenere dei risultati e poi per salvare capre e cavoli si mettevano d'accordo e uno a me, uno a te, uno al can, si dividevano il potere e così finiva. Ah, proprio così. Però poi c'erano anche gli altri partiti, perché poi si creavano le alleanze, giustamente. Allora, proprio per questo, e noi poi su questo chiudiamo la prima parte, vi faccio sentire invece cosa dice Graziano De Biasi, vicepresidente della provincia di Treviso, nella giunta di Innocenti, come socialista, come commenta questo siluramento di Innocenti da parte della stessa DC. Nisetto allo 05. Come assessore anziano lei è virtualmente in questo momento il presidente della provincia. Quali ripercussioni possono avere le dimissioni di Innocenti? Penso ripercussioni notevoli. Sia all'interno del partito della Democrazia Cristiana, ma credo che coinvolga un discorso generale nei rapporti tra partiti e istituzioni. Credo che l'iniziativa del Presidente Innocenti, che io ho cercato fino in ultima di evitare, sia un esempio pratico di come dovrebbero funzionare le istituzioni, soprattutto i rapporti che ci dovrebbero essere tra istituzioni, partiti o parti di partiti. E io onestamente ho capito, da quanto mi ha detto il Presidente in giunta e anche dalla breve discussione che ne è emersa, che questa è una crisi extra istituzionale. Questo è un attacco ad una persona. Un attacco fatto neanche da tutto un partito, credo. Questa è una questione di una componente di partito. È l'attacco della componente Dorotea a un suo aderente, che è l'onorevole Lino Innocenti. Il Presidente si è sentito abbandonato dal suo leader Bernini perché attaccato da un altro componente della stessa corrente. Insomma, qui mi pare di tornare sin dall'inizio. Quando uno comincia a fare il, fra virgolette, cane sciolto, non può rimanere in posti apicali, un po' come dicevamo all'inizio, no? In quel momento no, ma non è che io sono stato anche collega, consigliere provinciale di De Biasi e abbiamo avuto delle situazioni piuttosto particolari che qua ci vorrebbe del tempo per illustrare. Ma noi abbiamo tante puntate da raccontare. Ci vorrebbe del tempo perché lui doveva diventare presidente della provincia per scelta, alle 2 di notte la scelta era stata fatta, alle 4 l'hanno arrestato, quindi erano i tempi che andavano. Mi ha spoilerato la nuova puntata quando si parlerà proprio di lasciamo perdere quello che è successo. Però non è che i socialisti erano messi meglio, erano divisi in un paio di correnti anche loro. E allora quando i vari partiti cominciavano, la corrente di un partito andava a fare l'accordo non magari con tutto l'altro partito, ma con una corrente dell'altro partito per far fuori la corrente interna del proprio, questo è capitato ai socialisti, è capitato ai democristiani, e questo che mi ha fatto pensare che era meglio fare l'amministratore e non il politico come hanno scelto tanti di fare, perché non sono adatto
abituato non solo a non accettare ordini che non condivido, ma anche a mettermi a fare delle guerre inutili, perdita di tempo e che ai cittadini non servono a niente, se non a farti prendere anche i voti di quei cittadini, perché si stancano. Va bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiamo proprio da questi concetti. Problemi sociali. Verrà ufficializzata la prossima settimana una nuova terapia per uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Si tratta di una formula diversa che non si discosta comunque nelle finalità da quelle già esistenti. Sentiamo Lisa Rizzo. La tossicodipendenza è innanzitutto un male fisico. A sostenerlo solo una sparuta fetta di medici e le USL più avanzate, che da qualche anno hanno cominciato ad affrontare il drammatico problema sotto una nuova luce. A riferirlo Sergio Ublitz, un imprenditore di Loria, che ha toccato con mano il flagello della droga a causa del figlio caduto nella micidiale trappola dell'eroina. Sergio Ublitz non si è accontentato di aiutare il figlio, ma, supportato da medici e da anni di studi sulla questione droga, intende andare fino in fondo. Verrà infatti formalizzata martedì prossimo una nuova comunità che si propone di affrontare la questione con formule nuove e rivoluzionarie. Ublitz è un uomo estremamente determinato e conta di portare avanti una lotta non facile. La sua convinzione è che attraverso l'utilizzo del Temgesic, un nuovo ritrovato medico in commercio da poco tempo, si possa gradualmente liberare il tossicodipendente dal malessere fisico, prima di inserirlo, a recupero avvenuto, nel mondo del lavoro. Per ora Ublitz ospita nella sua abitazione, offrendo loro assistenza e un lavoro presso la propria azienda, alcuni tossicodipendenti che sembrano aver tratto enorme vantaggio dal nuovo genere di cura. Sentiamo queste testimonianze. Ho visto l'inserzione sul giornale e gli ho telefonato e quando sono arrivato mi ha accolto con molta umanità, diciamo. Da quanto tempo è che sei qua? Circa un mese. E come ti curi? Sono in cura con il Temgesic prescritto dal dottor Biadane e mi trovo benissimo. Lavoro e ho ripreso a lavorare, cosa che prima non riuscivo a fare. Sì, insomma, sto bene fisicamente. Quando spacciavo dovevo spacciare un certo quantitativo di droga, altrimenti dovevo andare a rubare per almeno 700-800 mila lire al giorno. Quindi per un totale di circa 12 milioni al mese. E da quanto tempo sei qui? Da Ublitz sono un mese e mezzo. E anche tu ti curi con il Temgesic? Sì. E come ti trovi? Bene, riesco a lavorare. Cosa ho mai fatto in vita mia? Allora, seconda parte con Fausto Favaro come sindaco di Loria. Siamo partiti con un colpo basso quasi, no? Perché questa storia di Ublitz e del Temgesic, insomma, è una storia importante nella sua presenza da sindaco in quel di Loria. Com'è nata questa storia e soprattutto come l'ha affrontata? Perché so che dice è stata una bella guerra. È una storia abbastanza lunga. Come è nata? È nata col fatto che questo signore è riuscito a farsi affittare un capannone dove si svolgevano attività di tutt'altra natura, facevano sedie dentro o selle di bicicletta, e aveva cominciato ad ospitare queste persone che, secondo quando è messo nel servizio, lui non parla mai di quanto costava questa attività, ma secondo che faceva guarire la gente, difatti si vede tutto cosa è successo. Bene, questa era una droga chimica che gli esperti... 1981. Sì, che gli esperti hanno... No, 91, scusa. 91. Che gli esperti hanno dichiarato essere molto nociva per il cervello, era una droga chimica che creava pericoli costanti, ma al di là di questo era cominciato ad affluire in zona Ramon Campagna
molti ragazzi hanno cominciato a fornire in quella zona e la gente ha cominciato a protestare e quindi noi non sapevamo che cosa succedeva. Poi abbiamo fatto gli accertamenti e abbiamo visto che lui praticamente aveva aperto una comunità abusiva all'interno di un capannone. Quindi abbiamo cominciato a controllare le cose, appena noi le abbiamo messe in moto, sono cominciati ad arrivare le raccomandazioni dall'alto, perché evidentemente questo personaggio era coperto non solo dal Partito Radicale tramite Pannella e Taradas, le cui segretarie di partito avevano telefonato anche al sottoscritto per dire che era una brava persona e si comportava bene, che bisognava, loro pensavano alla droga libera, noi credo non solo in Campania ma anche in tutta la provincia di Treviso la droga libera non ci pensiamo neanche adesso, figurarci allora. E io ho cominciato a chiamarlo a rapporto e poi quando mi sono reso conto che faceva un'attività illecita ho mandato una ordinanza di chiusura dell'attività perché non era autorizzato. Sembra ridicolo, ma perché poi lui ha fatto ricorso al TAR e il TAR in periodo di Ferragosto, senza neanche avvisare il Comune, ha dato una sospensiva alla mia ordinanza. È evidente che non potevamo accettarlo e lui, incalzito da questo, è andato avanti e ha cominciato a continuare a fare di più. Allora noi non abbiamo potuto fare altro che ricorrere al Consiglio di Stato per questa strana, come si fa a dare una sospensiva su un'attività illegittima e abusiva. Ma evidentemente al TAR sono arrivati i messaggi che dovevano arrivare. Io devo pensarla così perché non credo che siano tutti stupidi. E la motivazione era che sospendevano la mia ordinanza in attesa che ottenesse la sanatoria. Ma la sanatoria evidentemente dello stabile e dell'attività. Io mi domando come era possibile dare una sanatoria in un capannone artigianale a un'attività del genere dove ospitava gente anche a dormire, dove arrivavano ragazzi a tutte le ore. E quindi in seguito a quell'ordinanza lui ha continuato a fare delle pressioni assurde. Io sono andato con l'avvocato Ronfini, di allora posso nominarlo perché adesso non c'è più, abbiamo vinto il Consiglio di Stato che hanno annullato quella sospensiva. E allora non potevamo che intervenire. L'abbiamo chiamato per sgomberare e lui ha cominciato a minacciare tutti. A casa mia, davanti all'ufficio, a me hanno messo un serpente con l'etichetta della sua associazione. Non l'avrà messa lui, ma senz'altro qualcuno della banda, chiamo io. Sì, hanno messo un serpente, era su tutti i giornali. Il vigile urbano che faceva i controlli anche di notte perché li nascondeva, li metteva dentro, diceva che non c'erano persone, e si è visto arrivare a casa una flotta di persone accompagnata da qualcuno dei capi, non so se lui o Biadene, e minacciare lui e la moglie incinta che aveva. A quel punto, il giorno dopo, io ho detto adesso basta, ho preso il vigile, sono andato in tribunale a Treviso, ho chiesto un incontro urgente al procuratore di allora, che era un signor procuratore e si chiamava Stiz, e gli ho detto se continua così io domani mattina mi dimetto da sindaco, il vigile si licenzia, non possiamo tollerare l'offesa ai nostre famiglie e quant'altro per un'attività che non funziona, che addirittura il Consiglio di Stato ha annullato la sospensiva e che è inutile che mi rivolga ai carabinieri perché loro vengono, gli fanno le raccomandazioni e tutto continua come prima e quant'altro. Lui evidentemente non era a conoscenza completa della situazione e una volta che l'abbiamo illustrato si è messo in contatto, non faccio i nomi perché non è giusto, del colonnello comandante di Treviso dicendogli ma sta succedendo questo e questo, lei è al corrente di tutto questo? E lui, ma il capitano, e anche qua non dico il nome di Castelfranco, mi ha detto che le cose insomma non sono poi così gravi, sto giudice, sto questo, sto quello. Io l'ho visto prendere il telefono e mi ha detto potete accomodarvi fuori, e l'ho sentito urlare, ma insomma qua siamo fuori di testa, queste cose, in un'attività che non si può fare, e minacciare il vigile, minacciare il sindaco, le mogli, i familiari, telefonate anonime, non si può continuare così. E insomma poi ci richiama dentro e mi dice aspetti un attimo se proprio vuole dimettersi, lei vada a casa che adesso trovo una soluzione io. Io e il vigile siamo arrivati a casa e davanti al municipio ci siamo trovati 4 o 5 gazzelle dei carabinieri che erano arrivate là in attesa della mia nuova ordinanza per sgomberare tutto. E accompagnati ai carabinieri con i nostri operai
È stato sgomberato tutto lo stabile, buttato tutto fuori e scatoloni di tangesi sono finiti tutti nei piani alti del municipio perché erano illegittimi, era tutto in attesa di... Evidentemente da quel momento lui si è sfogato non più con l'amministrazione comunale ma con Spitz. Se andate a vedere la cronaca di quegli anni, facevano dimostrazioni davanti al tribunale, ne hanno fatte di tutti i colori contro Spitz ed altro. Poi la storia è andata avanti ma è stato condannato, è finita là, poi mi pare che abbia avuto altre condanne addirittura per produzione di monete false. Cioè evidentemente quelli erano i personaggi che si mettevano in mezzo a situazioni dove il denaro girava in un certo modo e comunque c'erano delle coperture perché non si sarebbero arrischiati a tanto e non sarebbero arrivati ad ottenere quello che hanno ottenuto in quel periodo se non fossero stati coperti, perché purtroppo questa è la politica, questa è l'amministrazione. Mi ha insegnato a non fidarmi mai di nessuno, neanche di certi giudici ed altro. Io ho avuto molti incontri con giudici anche per denunce che ho ricevuto e devo dire che i giudici come Spitz ne ho trovati pochi. Io sono sempre stato assolto anche quando non serviva, anche se qualche giudice ha tentato in tutti i modi di condannarmi ma non ce l'ha fatta. Però evidentemente altrimenti non avrei ricevuto quelle onorificenze se avessi avuto qualche debito con la giustizia, come dicono. Però ci vuole coraggio, rischio e alla fine uno si stanca e gli viene voglia di arrendersi. Io magari tardi, ma ho tenuto duro per molto tempo, poi mi sono arreso perché ho visto che non ne vale la pena. Allora adesso invece facciamo un salto, bella storia questa di Ublitz, magari più avanti in un'altra delle prossime puntate l'approfondiremo ulteriormente, però interessante, una storia di quelle trevigiane, quelle nostre, che forse è stata dimenticata, abbiamo fatto bene a riaprirla perché poi ognuno si faccia una sua idea. Adesso invece andiamo all'inserto, lo 08, che ci riporta indietro nel tempo, ci riporta al 1981, è una Loria diciamo di diverso tempo fa. Qui l'archiviazione delle nostre teche parla di lottizzazioni e sindaco Caon, vediamo se il nostro ospite conferma. Abbiamo un paese di Loria, questo negli anni 80, Loria com'era? Cioè, aveva tanta popolazione, aveva industrializzazione, era un paese... No, non era tanto industrializzata, poi si è sviluppata col tempo, tra gli anni 80 vuol dire 43 anni fa, capisci che... ma non credo solo Loria, in genere, poi lo sviluppo è arrivato negli anni successivi. Io molto non forte. me ne ricordo tutti questi alberi poi nella zona. Beh, c'erano gli alberi, ci sono sempre stati in campagna, tanti, c'erano i pini anche davanti al municipio, lungo la via principale, c'erano ancora strade in mezzo ai campi, erano tutte in terra battuta, non c'erano certo tante strade asfaltate, poi nei 10 anni successivi si sono fatti interventi, c'è stato anche un'alluvione del Pigheso che è arrivata in centro, poi là ne sono successe un po' anche là di cose particolari, comunque gli anni si sono sviluppati dopo. Adesso ci sono tantissime fabbriche anche nel comune di Loria e anche con dipendenti molto all'altezza della situazione, con degli industriali validi che hanno portato il progresso a Loria. Ecco, ma rivedendo queste immagini qua, che paese si ricorda, che gente si ricorda e che amministrazione si ricorda? Qui parliamo di un'amministrazione, sì, 1980, prima della sua. Beh, nell'80 io ero stato eletto consigliere, come ho detto prima, e nominato assessore. La caduta del sindaco di allora evidentemente ha fatto sì che dopo un anno venisse nominato Caon, io gli ho fatto da assessore, vice sindaco, e quindi siamo andati fino a non poteva chi ha causato, se non altro non si poteva più, nella democrazia cristiana non si dimenticava chi attaccava le sue correnti, e quindi poi siamo andati alle votazioni nella volta successiva e sono stato eletto io. Ma nell'81 c'era il sindaco Caon e dall'80 all'81 c'era stato un altro sindaco. Ma guardando queste immagini, adesso qui cosa sono? Palazzetti? Ma io penso che quelli siano... Io faccio fatica come dire... No, ci sono state 2 lottizzazioni che praticamente erano arrivate al tetto
senza che ci fossero le dovute concessioni edilizie. Anche ecco là, perché ce l'abbiamo in archivio noi sta storia. c'è stato parecchio contenzioso in quel periodo. Poi quando sono arrivato sindaco io, in consiglio io li avevo avvisati che quelle erano... Ecco, ci conferma che questo è Caon, però non è lui che ha dato né quelle concessioni né ha fatto altre cose. Noi siamo andati avanti, poi quando sono arrivato io ho avvisato i cittadini che non c'era futuro in quelle lottizzazioni, erano fatte in un certo modo, ma evidentemente anche là c'erano delle coperture, perché uno non può arrivare al secondo o terzo piano di 2 lottizzazioni se non ha i maggiorenti, se non del comune, ma di qualche altra parte che li fa. E io sono stato querelato, perché in consiglio ho detto guardate questo è un disastro e ho l'impressione che tutti dovranno ricomprarsi l'appartamento dopo che tutti, perché c'è stato chi ha fatto da garante perché comprassero gli appartamenti. Non mi credevano, ho fatto l'assemblea e in consiglio l'ho detto pubblicamente in consiglio. Là è scattata una denuncia da parte del geometra che curava questi 2 condomini, uno davanti alla chiesa e uno dietro il municipio. E poi evidentemente il giudice, resosi conto, io sono stato assolto con una formula del tutto particolare per aver agito nell'esercizio di un diritto, perché in sostanza io in consiglio comunale, secondo quel giudice, vedi che ce ne sono anche di bravi, e non perché ha assolto me, ma perché ha capito, io avevo avvisato i cittadini di non acquistare, che difatti quella ditta poi è fallita e tutti quelli che avevano comprato l'appartamento l'hanno dovuto ricomprare. Quindi io sono diventato il cattivo, anche se non c'entravo niente, perché ho solo impedito a loro di continuare a comprare anche quelli ancora in costruzione, perché era tutto abusivo. Con coperture, era abusivo, ma con coperture anche strane, perché per fare quelle cose ci avevano anche coperture economiche. Quindi, e poi d'altra parte il giudizio dei magistrati è andato avanti e ha portato, poi sono stati naturalmente dati con delle concessioni normali e è stato fatto fare quello che serviva e le cose sono andate avanti. Io te l'ho semplificata, ma sono stati anni molto duri di contrasto, perché tutti quelli che avevano comprato l'appartamento naturalmente avevano, perché i finanziatori, fra i finanziatori c'erano anche, io li chiamavo i cosiddetti papponi del comune, che avevano i soldi e hanno trovato, hanno trovato chi si è messo in mostra, i nomi quando non è necessario farli né degli uni né dell'altro, e si è messo in mostra a rischiare quello che ha rischiato e con la garanzia di questi, quelli compravano gli appartamenti, poi si sono resi conto quando hanno dovuto ricomprarlo. Ma non era che il sindaco, io volevo le cose fatte come la legge prevedeva, evidentemente qualcuno in quegli anni pensava che la legge fosse un passatempo. Ecco appunto, ma allora, giusto perché ci stiamo portando alla chiusura e tante cose non le vediamo neanche stavolta, duro mestiere da sindaco, quante volte in procura da sindaco, da amministratore? Ma da amministratore io ero abituato ad agire in un modo, anche se non era proprio, diciamo così, al 100% quello che prevedeva. Quando veniva avvisato di un abuso o da qualche parte, io chiamavo il diretto interessato e gli dicevo hai 10 giorni di tempo per eliminare l'abuso o fare la domanda di sanatoria se questa è possibile, altrimenti parte la denuncia. Quando si sono resi conto che a fare degli abusi di questo genere succedeva questo, o non facevano più gli abusi o eliminavano quando l'hanno fatto, se qualcuno l'ha fatta franca non lo so, ma è l'ufficio tecnico che controllava, allora siccome dovevo firmarla io, perché allora i sindaci firmava, l'indennità e la responsabilità degli amministratori è stata tolta quando io non sono più stato sindaco, quindi mi pare nel 96 hanno messo l'indennità, prima era gratuito, il sindaco e anche gli assessori avevano una spesa. Quanto ha speso in avvocati? No, pagava il comune gli avvocati, io le ho sempre vinte le cause, quindi non ho speso niente. L'unica volta, e questo è anche giusto dirlo, quando è arrivato un sindaco nuovo, che evidentemente avendo studiato giurisprudenza pensava di essere diventato un dio in terra, ha denunciato il sottoscritto per il solito abuso in atti d'ufficio. Era una stupidaggine grande come una casa, non c'entravo niente io, non c'entravo niente perché era tutto perfettamente in regola, perché a meno che quello si era messo in testa che fosse quando facevano i condoni decidessero i comuni e non il Parlamento. E sono andato in processo per quello, no? Denunciato da un sindaco, figuri il sindaco successivo.
Vado in tribunale, questa cosa io era il periodo in cui avevo ottenuto un buon risultato, come ho detto, per le provinciali, e quindi si discuteva sulla mia eventuale partecipazione alla candidatura regionale. Evidentemente con una denuncia per abuso d'ufficio non andava. Allora io vado in tribunale, sempre con il mio avvocato, e quella volta il sostituto procuratore, di fronte alla evidente insussistenza di qualsiasi cosa, perché non esisteva niente, ha chiesto l'archiviazione. La giudice, e non occorre fare nomi, che era di sicuro di un'altra banda, perché lo posso dire perché ha fatto carriera in un'altra banda, non potendo condannare perché non c'era niente, dico per quello, che cosa ha fatto allora per rinviare la cosa? Supplemento di indagini, è un modo per rinviare le cose. E nel frattempo sono passate le elezioni, quindi non ero più candidato. Appena passate le votazioni ritorna il sostituto procuratore, il quale non può che dire che non esiste nessun tipo di reato, ma proprio lei in un luogo a procedere è finito là. Ecco, tanto per dire, questo è stato l'unico caso, se no per il resto, e quindi gli altri sono stati assolti anche con un medico all'USL dove aveva fatto lo stupido con una dipendente, io ero andato avanti anche a quello, minacciato. Insomma, se tu fai le cose come devono andare fatte, trovi sempre chi è convinto, occupando delle posizioni superiori, di fartela pagare, mentre in realtà se fai le cose giuste, io ho visto che alla fine la giustizia è sempre arrivata nel modo giusto. Va bene, io ho finito il tempo, qui faremo presto tutta un'altra puntata perché mi è rimasta più di metà della scaletta, però le vicende raccontate da Fausto Favero sono veramente importanti e quindi ringrazio Fausto Favero. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ripartiamo invece con l'altro ospite, chi ha avuto fede in un nuovo partito politico e poi naturalmente grazie a questa fede è partito da Treviso, è arrivato a Roma. Dopo la pubblicità. Ma non si poteva andare oltre. Credo che sia giusto cogliere questa occasione per ringraziare lei, signor Prefetto, lei che rappresenta in Treviso il governo italiano. Devo darle atto della sua presenza, della sua partecipazione rispettosa, dignitosa, discreta, cordialità e con una lunga amicizia che ormai ci contraddistingue i nostri rapporti, mi pare da 23 anni, da quando lei è venuto per la prima volta a Treviso. Ringrazio te, caro Marino, ti ringrazio anche per l'attenzione che poni ai problemi della tua e della mia città. Ti ringrazio il Presidente della provincia, ringrazio Marta, vice sindaco, quindi il primo più impegnato collaboratore lealissimo del sindaco, e così come una mia gratitudine va a tutti i colleghi di giunta e ai colleghi capigruppo. Mauro Michelon 1985, Mauro Michelon 2023, benvenuto. Come si è rivisto? Mi sono visto, più che rivisto, mi sono visto, una bella emozione, i capelli erano tanti e neri soprattutto. Ma è vero che lo soprannominavano Tony Manero? No, mi sono visto adesso su quell'abito e mi sembra proprio di essere Tony Manero, il famoso attore ballerino. Allora, l'esordio in Consiglio Comunale è il titolo che abbiamo messo perché nel 1985 Mauro Michelon entra in Consiglio Comunale come Liga Veneta. Sì, come Liga Veneta. Allora, qui comincia un cambiamento. Vogliamo cominciare a raccontarlo, perché qui dall'85 comincia un passaggio che poi porta alla Lega Nord, porta a quello che siamo adesso. Da dove nasce intanto la sua scelta, diciamo, di tipo politico e poi perché proprio con la Liga? Ma nasce dalla curiosità e dalla passione della storia.
Curiosità perché a un certo punto vedevi in città questi manifesti che davano una versione diversa della storia, e la curiosità ha fatto sì che io mi avvicinassi a questo movimento, iniziassi ad andare alle varie riunioni, e da lì la passione. Ecco, lì è nata la passione, l'entusiasmo, e da lì è partito un bel percorso. Ecco, 85, i primi consiglieri comunali della Liga Veneta all'interno del comune di Treviso, c'era la compianta Maria Margaretto. Ma adesso noi li vediamo. Intanto facciamo così, un passo alla volta, perché qui la strada è lunga e poi abbiamo tante puntate da raccontare, perché so che siamo riusciti a portarlo qua in studio. Allora, cominciamo con il nostro Alessandro Granziera e la Francesca Pezzo, se riusciamo a rivedere ancora una volta le immagini del giuramento, perché con Mauro rivediamo anche un po' di volti di quel giuramento, che poi è stato proprio l'inizio, perché poi subito dopo c'è stato il Consiglio Comunale. Rivediamo insieme, questo è Mazzaroli, poi c'è il Sindaco Reggiani, tra l'altro con il Sindaco Reggiani poi c'è stata una bella esperienza addirittura amministrativa nell'87. Sì, diciamo che il pentapartito ha litigato, e hanno litigato talmente tanto che sono come Liga Veneta, per la prima volta abbiamo avuto un assessorato, l'hanno dato a me per 3 mesi e non tanto, e abbiamo introdotto la delega all'identità veneta, era il primo segnale di come noi volessimo sottolineare. Sì, abbiamo fatto l'identità, la cultura veneta. Ecco, la richiesta era stata questa, perché ritenevamo che dovessimo ridare smalto alla nostra storia, alla nostra cultura. Perciò una delle condizioni per entrare in giunta era avere questa delega all'identità veneta. Ma lì ad esempio cosa provava ad essere, diciamo, non all'interno di quelli che erano, fra virgolette, certi mostri sacri, perché vediamo Marino Corder, vediamo lo stesso Mazzaroli, vediamo Luciano Danesi, cioè vediamo i vecchi, gli esponenti dei partiti storici che reggevano il nostro territorio. Voi eravate i nuovi? Noi eravamo gli avversari, quelli che dovevano cambiare, che dovevano combattere il sistema. Devo dire una cosa, però, onestamente, che al di là che fossimo visti non proprio benissimo né da destra né da sinistra, c'è sempre stato grande rispetto, e anche mi hanno messo a mio agio all'interno del Consiglio Comunale. Cosa strana, eravamo l'opposizione, però sedevamo vicino ai banchi della Democrazia Cristiana. Allora, adesso proprio per questo, vediamo le immagini del primo Consiglio Comunale, 23 luglio 1985, quindi immagini molto belle e particolari, perché vediamo la disposizione proprio del Consiglio Comunale. Qui abbiamo Mazzaroli che deve ancora fare la giunta e si presenta, e qui ci sono poi tutti i voti, come si faceva al tempo, quando veniva le nuove elezioni si facevano tutte le testine, come diciamo noi in gergo, e quindi adesso vedremo. Voi siete stati messi nei banchi del centrodestra, diciamo così, sì. Ma come mai? Perché una volta non c'era il concetto probabilmente di maggioranza-opposizione, e noi eravamo un partito di destra, eravamo tra la Democrazia Cristiana e l'MSI. Qui ecco. In particolare in parte vicino a Francesco Benazzi. Se mi sembra che sia lui, perché anche lui... Adesso dopo lo rivediamo. Sì. Comunque, Democrazia Cristiana da quella parte, la signora lì in parte. La Maria Margaretto. Quindi siete i due? I primi due, sì. Ecco, ma ad esempio lì nell'85 come sono andate le vostre elezioni? È stata la prima volta, è stato un boom, perché siamo stati eletti sia nella città capoluogo di Venezia, perché a Rocchetta si era candidato sia a Treviso che a Venezia, e poi ha optato per fare il consigliere comunale a Venezia, e mi ha lasciato il posto a me qui in Consiglio Comunale a Treviso. Per rivedere questi volti? Qui questi sono i comunisti, adesso non ci sono più i comunisti. No. Però Vernier, insomma, voglio dire... Sì, Vernier, ma allora, si fa fatica a immaginare la politica oggi vedendo queste immagini. Ecco. Ma si fa fatica perché è cambiato tutto. Quando tu vedi uno come Reggiani? Ma è cambiato tutto, perché una volta tu entravi e l'ideologia contava molto, ecco, e ti scontravi a livello, il gruppo Russell, ti scontravi a livello ideologico,
Oggi purtroppo sembra che lo scontro sia a livello personale più che ideologico. Ecco. Infatti finito il Consiglio Comunale, che poteva essere acceso, dove si alzavano anche i toni, però poi alla fine c'era grande rispetto. Oggi sembra che ci sia proprio, ti porti fuori questo astio personale e gli attacchi sono sempre alla persona e non al partito. Ecco appunto, e adesso vediamo ad esempio Tullio Guadagnin e il rapporto con Antonioli, Tullio Guadagnin. Ma ad esempio qui c'era la forza delle idee, insomma, c'era il confronto della forza delle idee. Sì, beh, lì c'era ancora il pentapartito, Vittorino Pavan, perciò c'erano equilibri di un certo tipo. Vedo l'avvocato Gagliardi, la Ivone Tordini, Vittorio Zanini. Vittorio Zanini, sì, sempre. L'avvocato Barcati, il povero Lucchi, il compianto Lucchi. Sì, diciamo che... ma ad esempio lì c'era allora, quando uno dice che si emoziona, è vero, uno si emoziona perché vedo anche il povero Giomo. Sì, insomma. Ecco, ma ad esempio il rapporto anche in termini di regole, perché qui c'era ancora la regola che il sindaco lo facevano i partiti e anche gli assessori, e c'era la regola che quando parlavano i missini, quelli del PC uscivano oppure lasciavano una persona sola dentro ad ascoltare. Ricordiamo che l'MSI aveva 2 profughi istriani, perciò anche il discorso dell'Istria da Dalmazia di Tito era ancora molto sentito dall'85 la questione. Sì, ma anche forse poco raccontato però. Ma però loro hanno votati, che il fatto che la gente li votasse vuol dire che la ferita era aperta. Beh, immagino perché sennò altrimenti il voto non sarebbe stato. Allora, detto questo, cioè facendo le analisi, possiamo dire insomma che come dire, voi eravate i nuovi che dovevate cambiare, abbiamo detto, no? E i primi passi hanno cominciato. A noi non ci poteva vedere nessuno, ecco. Perché per il PC eravamo di destra, per l'MSI volevamo distruggere l'unità nazionale, a noi non ci poteva vedere nessuno. Ecco, però si dialogava con tutti. Sì, io ho contratto con Aldo con Di Pasquale. Di Pasquale ho avuto un ottimo rapporto anche con Gagliardi, cioè sono amicizie che sono continuate, ecco, questa è la cosa importante di questo aspetto politico. Quindi la prima considerazione, vedendo questa immagine, sentendo la sua esperienza, è che la politica va trattata con la forza delle idee e non con i personalismi. Sì, sono cambiati i tempi. Però... non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era Twitter, le cose erano totalmente diverse. I giornali erano una parte fondamentale dell'informazione e Antenne 3 era il telegiornale. Ecco. Oggi con tutti questi sistemi di informazione le cose sono cambiate, anche il modo di fare politica. Però è anche vero che con i sistemi di informazione come dire, si deve fare una scelta, ma chi ha le buone idee, chi ha la forza delle buone idee continua a portarle avanti, o forse l'apparire è più importante dell'essere. Allora, nonostante in quegli anni noi fossimo parecchio boicottati, non avessero spazio a livello televisivo nazionale, con i manifesti, con i volantinaggi, con tutte queste cose, siamo riusciti a farci sentire e probabilmente era un periodo in cui la gente voleva cambiare. Era stanca di un vecchio modo di fare politica e ha visto in noi il rinnovamento. Allora adesso le faccio vedere, anzi facciamo sentire anche i primi passi, diciamo, di un'opposizione, perché voi facevate di fatto opposizione, quindi prendevate delle posizioni in relazione a quello che faceva, diciamo così, la politica, l'amministrazione attuale. Allora andiamo a sentirci una notizia letta, perché nei servizi non ce ne sono, se non più avanti, ma li vedremo. Andiamo nel 27 ottobre dell'87, una notizia in cui appunto Mauro Michelon comincia a mettere fare le pulci di alcune decisioni prese dalla giunta Mazzarolli. Vediamo l'inserto 14, grazie Alessandro.
E ancora da Palazzo dei 300, la non ancora avvenuta nomina dei 3 rappresentanti del Comune negli organismi di amministrazione e di rappresentanza della società Treviso Esposizioni SPA ha indotto il consigliere della Liga Veneta Mauro Michelon a inviare una lettera al sindaco e all'assessore alle attività produttive. Michelon giudica non proprio edificante che a distanza di 3 anni non siano ancora state effettuate le nomine ed invita pertanto l'amministrazione ad attivarsi. Allora, da qui da notare la prima cosa, dato che si chiama del Consigliere della Liga Veneta, non della Lega Nord, della Liga Veneta. E poi appunto diciamo le prime scaramucce cioè dovevate cominciare a fare un lavoro che è un lavoro che partiva dalle piccole cose. Io tutti i pomeriggi, finito di lavorare, terminato il mio orario di lavoro, andavo in consiglio comunale o negli uffici del comune di Treviso e mi pigliavo tutte le delibere e me le leggevo una alla volta, tutte, perché era fondamentale incalzare la politica su questi temi. 3 anni senza le nomine, nessuno diceva nulla, allora noi dicevamo è giusto fare le nomine. Ecco. Insomma, io ho sentito una cosa molto simile da Girardi, che è venuto a trovarci, esponente dell'MSI del tempo, che Almirante aveva detto il vostro compito è quello di incalzare chi amministra e quindi la prima cosa da fare è leggersi tutte le delibere, perché c'è sempre qualcosa. È il regolamento del Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale è fondamentale, come tutti i regolamenti. Cito il senatore Calderoli, che è diventato famoso perché lui conosce il regolamento del Senato meglio del segretario generale del Senato. Infatti con i regolamenti potevi combattere meglio la maggioranza, con i loro stessi regolamenti. Ecco. Quindi diciamo a un giovane che volesse avvicinarsi alla politica perché ritiene che è un servizio che deve essere dato alle comunità, perché in realtà voi date un servizio, quello di amministrare le comunità e di dare gli indirizzi su dove devono andare le comunità. Ecco, a un giovane il primo consiglio qual è? Intanto a partire dal presupposto che la politica lo riguarda, cioè non è una cosa astratta che si legge sui giornali o che si vede in televisione, è una cosa reale e siccome lo riguarda è bene che si informi, che si attivi per la sua parte. Ecco. Sentir dire ogni volta tanto qui non cambia niente è solamente una dichiarazione di comodo, un modo per lavarsi le mani, ma soprattutto è una non assunzione di responsabilità e questa è una cosa gravissima, perché non andare a votare perché tanto non cambia niente, io dico sempre a qualcuno, invece di lamentarti, scendi in campo, ti prendi i tuoi voti, entri in consiglio comunale e vediamo cosa sai fare tu. E questo è fondamentale. Ecco. Senta, ma eravate proprio considerati dei marziani a quel tempo? Allora, proprio perché eravate considerati dei marziani, adesso vi faccio vedere ai nostri telespettatori l'intervista al professor Miglio del 1990 in una serata in cui venne qui agli industriali, quindi a Piazzetta Sant'Andrea, ancora l'ex sede degli industriali, in un confronto con De Rita. Però partiamo dall'intervista del 1990, sentite cosa dice il professor Miglio in questa intervista. L'inserto, giusto. Siamo qui con il professor Gianfranco Miglio, stasera si parla delle leghe, un fenomeno dilagante negli ultimi tempi. Ecco, innanzitutto un fenomeno destinato a durare a suo avviso nel panorama politico italiano oppure no? Ma io credo che tutti i segni lasciano prevedere che il fenomeno è durevole, il fenomeno si sta estendendo, naturalmente nessuno può fare previsioni molto precise sull'avvenire, ma se dovessi fare una scommessa, io scommetto che è un movimento che dilagherà. Ecco, solitamente la stampa dà un giudizio negativo nei confronti del diffondersi delle leghe. A suo avviso è corretto questo giudizio ed eventualmente quali sono gli aspetti positivi di questo fenomeno politico? Ma prima di tutto il fatto è questo, che io non credo che la stampa sia tutta orientata in quel senso. Direi che i giudizi affrettati, velenosi che vengono pronunciati sulle leghe derivano semplicemente dalla stampa che è al servizio ed è collegata, in quello ha ragione il senatore Bossi, è collegata al sistema politico attuale. È del tutto comprensibile che
una stampa relativamente libera, cioè legata per ragioni di interessi al sistema politico, si opponga a un movimento che minaccia di scuotere quel sistema politico. In attesa di passare al servizio dei nuovi padroni, intanto difendono quelli vecchi. Ecco, l'ultima cosa, a suo avviso il successo delle leghe deriva più dalla sconfitta dei partiti oppure dai valori che portano avanti in primo luogo il federalismo? Ma soprattutto deriva dal fatto che corruttela e inefficienza hanno raggiunto livelli tali per cui i cittadini decidono di rifiutare tutto il sistema vigente e coloro che li impersonano. Direi intervista più che mai attuale? Sì. E fa riflettere, non poco. Fa riflettere soprattutto perché nell'85 parlare di autonomia e di federalismo era un tabù. La parola, probabilmente autonomia, era quasi un'offesa. Con il tempo, a parole, invece si è accettato sia il termine autonomia e federalismo, ma nei fatti non abbiamo ancora ottenuto l'autonomia. Vabbè, la battaglia è lunga, però non è che gli strumenti ci sono, perché c'è stata la modifica della Costituzione in tal senso, mi pare di un articolo così. Non credo che l'autonomia, quando otterremo l'autonomia, perché lo otterremo alla fine, vorrà dire un'assunzione di responsabilità diretta da parte delle regioni e degli amministratori. Non ci saranno più alibi per dire che se le cose non vanno è colpa di Roma, perché adesso la cosa più facile è colpa di Roma, colpa del governo, ecco, dopo sarà colpa di chi ti amministra, soprattutto in regione. Ecco, questo è un altro bel dato che mi piace comunicarlo ai telespettatori, però prima di passare alla pubblicità chiedo al nostro Alessandro di far vedere un po' l'RVM successivo, l'inserto 18, che appunto riguarda quella serata del professor Miglio. Perché? Perché sembra quasi che voi siate, qui c'è il confronto proprio con il professor De Rita del CNEL, quindi diciamo lui espressione, fra virgolette, dello Stato, e il professor Miglio invece che è, diciamo così, posso dire l'ideologo, mettiamolo così, sì, di questo nuovo movimento. Qui abbiamo un Mauro Michelon giovanissimo. È un uomo giovane anche lui. Non è male, 1990 dicevano. E qui la sensazione, vedendolo adesso col senno di poi, tra l'altro l'immagine devo leggere a te io, tra l'altro, pensa a te, e vedere, ecco, sembra quasi che ci sia come vedere, per queste persone dicono andiamo a vedere chi sono questi qua. Sono tutti lì che cercano di percepire dove andate, cosa fate. Non vi sentevate un po' dei virus? Sì, no, ma è così. Vorrei fare un'altra considerazione. In questo momento probabilmente la democrazia cristiana veneta comprende una cosa, che noi avevamo tantissimi, un grosso bacino elettorale in Veneto, ma un peso politico a Roma che non rispondeva al nostro bacino elettorale, cioè gli iscritti militanti della DC in Veneto erano molto meno rispetto agli elettori. Ecco. E noi calciavamo il fatto che a Roma le istanze del Veneto e dei Veneti non fossero ben rappresentate. Ecco. E qui la DC comincia a porsi il problema che c'è qualcosa che non va. Molto bene, questa mi piace come punto, diciamo, di fermo, perché passiamo alla pubblicità, perché ripartiremo proprio da questo concetto, anche perché c'è chi dice che uno come Bisaglia abbia un po' pagato, anzi ha pagato molto la sua presenza anche all'interno del partito, proprio perché portava avanti le istanze di una DC veneta, sì, a Roma, e proprio per questo venne stoppato. C'è chi dice anche in maniera molto pesante. Ci fermiamo con la pubblicità, poi ripartiamo perché parleremo anche di Bossi. Onorevole Bossi, le leghe ricevono spessissimo critiche dalle altre forze politiche. Cossiga addirittura dall'Inghilterra manda a dire che le vostre scelte sono spesso inutili, se non addirittura sciocche. Una sua risposta?
Ma il fatto che lei metta assieme le forze politiche e Cossiga, forse involontariamente, ha dato la spiegazione dell'intervento, del perché dell'intervento del Presidente della Repubblica. D'altra parte la risposta gliel'ha dato l'elettorato alle ultime elezioni e magari sarà un Presidente della Repubblica duro d'orecchi, ma l'elettorato non ci abbandona certo per certe accuse che si fondano sul niente. Per quanto riguarda i rapporti con la Lega Veneta, invece, i rapporti sono sempre buoni? Direi sono ottimi, non sono mai stati strani. Abbiamo il problema, noi e loro, un grosso problema organizzativo. La sfida non è nel rapporto tra noi, ma è nei quadri da fare nel Veneto e in Lombardia. Noi siamo magari un po' avanti, però abbiamo ancora molto lavoro da fare, perché il consenso elettorale, l'unica cosa che non ci manca è il consenso elettorale, che è enorme. Ormai ci avviamo ad essere forse la prima forza politica di tutto il nord, la seconda ci siamo secondo i dati, e il problema è mettere dietro i quadri sufficiente a portare avanti così, il nostro progetto politico. Come dire, insomma, che voi eravate avanti come consenso, ma la struttura doveva ancora crescere? Cioè vi mancava tutta la struttura, era così veloce, così potente la crescita della Lega? Sì. Per cui non c'erano dirigenti? Sì, no, c'era tutto volontariato, che è una cosa diversa. Una volta i partiti, c'era il finanziamento dei partiti e i partiti finanziavano le segreterie, tutti gli impiegati, c'era un apparato vero. Noi come Lega ci basavamo solo sul volontariato. 1990 qui? Sì, solo volontariato. C'è stata questa esplosione importante anche perché la Lega Veneta rispetto alla Lega Nord, la Lega Lombarda, noi puntavamo molto sulla storia, sul riconoscimento culturale, linguistico, sulla differenziazione rispetto agli altri. Noi non avevamo mai detto che eravamo migliori degli altri, ma diversi. Volevamo mantenere la nostra diversità e farla rispettare. Ecco. In ogni film c'era sempre la cameriera veneta, il carabiniere veneto, non si capisce bene, c'era sempre un carabiniere veneto, faceva sempre la parte del tonto. Ecco. Tutto questo modo di essere presi in giro noi abbiamo cercato di farlo emergere e di dire alla gente basta, perché noi non siamo così, non è possibile che non siamo una macchietta di questo paese. Ecco, tornando invece, quindi voi il finanziamento del pubblico di partiti non ce l'avevate? No, l'abbiamo iniziato ad averlo andando in Parlamento. Certo, per qui siamo un po' prima, perché, perché le dico questo? Perché se andiamo a vedere le immagini del 1980, della prima festa della Liga in Marca Trevigiana al Munaron, l'insetto il C20, adesso deve scattare la lacrimuccia, immagino. Cosa si ricorda di questa esperienza qua? Perché, cioè, intanto perché il Munaron, chi c'era, come eravate? Allora noi avevamo un grosso amico prima, leghista, Focci, che ci ha messo a disposizione la sua... A Munaron aveva una tenuta e abbiamo iniziato questa festa. E le feste era importante anche per finanziarsi, perché certo, per cappelli, magliette, tra l'altro magliette ne ho parecchie anche queste, perché a casa, diciamo, un aspetto negativo di militare tanti anni in un partito è che io ho sempre raccolto tutto e diciamo che mia moglie non è contenta di vedere i manifesti per casa, libri e tutte queste cose. Ecco. No, è stata una bella cosa perché la gente è venuta, perché chi sa dov'è il Munaron sicuramente non è facile da trovare, non è molto agevole, però la gente è venuta e in questo caso è venuta da tutto il Veneto, perché ho visto anche dei veronesi. Sì, ecco. Ma io la cosa che mi ha colpito è che le magliette c'era Lega Lombarda e Liga Veneta. Sì, perché probabilmente non c'è ancora Lega Nord. No, perché dopo nel 91 facciamo la famosa, diciamo, confederazione delle leghe, che è quella di cui parlava Umberto Bossi, che era importante per organizzarci, per riuscire a contrastare in maniera migliore gli altri partiti. Promozione politica. Cosa si ricorda di quella manifestazione? No, mi ricordo bene perché, ripeto, la politica allora era amicizia.
parola correnti da noi non esisteva, non c'erano questi problemi, c'era un'amicizia, una grande identità data dal partito, dagli ideali che portavamo avanti, e c'era gioia se qualcuno veniva eletto, c'era grande gioia, non c'era l'invidia. Mi ricordo nel 92 con Paolo Gobbo, per trovare i candidati per la Camera e il Senato c'è stata anche una certa difficoltà. Pensa a te. Sì, perché qualcuno ti diceva ti candidiamo al Senato. No, appena ho aperto l'impresa di pittura devo pensare al lavoro, non posso candidarmi. Ecco, cioè, la politica era proprio servizio, era passione, ma nessuno pensava che la politica potesse diventare un lavoro. Ok, allora, visto che abbiamo detto Lega Lombarda e Liga Veneta, poi l'anno successivo, il 12 febbraio del 91, c'è il primo congresso della Lega. Pier Emanuele. Esatto, Pier Emanuele. C21, vediamo il servizio, poi lo commentiamo. La politica si è chiuso domenica a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, il primo congresso della Lega Nord che ha sancito la nascita ufficiale del movimento autonomista. Oggi Stefano Masini ha raccolto i commenti di due esponenti trevigiani della Liga, Giampaolo Gobbo e Mauro Michielon. Ascoltiamo l'intervista. Parliamo di come la stampa, come gli organi di informazione si sono occupati del vostro primo congresso. Siete rimasti soddisfatti oppure no? Beh, devo dire, con tutta onestà, la stampa locale ci ha trattato, devo dire, in maniera buona, voglio dire obiettiva, ha riportato in realtà ciò che vedeva. A livello nazionale sarebbe un lungo discorso, sicuramente alcuni giornali hanno visto cose che non c'erano, invece altri hanno cercato di riportare quello che si dicevano e le varie discussioni. Quello che preoccupa in realtà invece è la RAI. Ecco, qui dobbiamo dire la verità, siamo stati bistrattati e a questo punto è veramente da porsi il caso se sia giusto o meno pagare il canone della televisione, perché se è un servizio deve essere un servizio fatto a tutti, non solamente ad alcuni partiti e altri no, perché la lottizzazione c'è, è veramente pesante a questo punto. Si è parlato di una certa divisione tra la parte lombarda e quella veneta, oppure tra la piemontese e quella veneta? No, direi appunto certamente i giornali, l'informazione è stata ovviamente travisata. C'è certamente una voce di democrazia per la quale anche all'ultimo momento si può anche praticamente ricercare un qualche connotato in più, qualche possibilità in più di poter discutere fra soci federati. Non ci sono stati assolutamente problemi, siamo andati praticamente a definire quello che già si era stabilito nel Consiglio federale di tutte le leghe precedenti. Ecco, voi dite discussione, secondo alcune analisi questo invece significherebbe che voi, che vi dite molto diversi dagli altri partiti, invece vi state un po' assimilando con piccole o grandi correnti. No, non esiste piccole e grandi correnti, perché la Lega Nord è retta e sarà retta da un Consiglio federale, già peraltro attuale anche prima del Congresso, e quindi non guarda le correnti, chiamiamole etniche, dei vari movimenti o delle varie leghe, guarda solo ed esclusivamente il fine comune di arrivare appunto ad un federalismo attivo ed attuale in questa Europa. Rivedendo questo servizio? Mi ricordo che sono andato con Paolo Gobbo, che è passata per casa a prendermi la mattina, che quasi nevicava, siamo andati con una Volkswagen, siamo partiti da Treviso, siamo andati a Pieve Emanuele, è stata una bellissima esperienza. Ma chi ve lo faceva fare? La passione, ripeto, fino a Pieve Emanuele. In auto, c'era un tempaccio, però la cosa bella quando sei arrivato hai visto i rappresentanti delle leghe delle altre regioni che ci univa l'idea. Ecco, questo è stato però, ad esempio, quella del Piemonte adesso mi pare che non ci sia più, cioè di fatto sono emerse la Lega No, cioè la Lega Lombarda e la Lega Veneta, quello che è l'eredità, cioè la Lega Nord di adesso, o sbaglio? Ma
non direi così, Molinari è il nostro capogruppo alla Camera, è un piemontese di Alessandria. Sì, ma voglio dire, mentre noi continuiamo a parlare di Liga Veneta, comunque, nel senso anche se si parla di Lega Nord, no? La Liga è rimasta, no? Come in Lombardia, Alberto da Giussano. Sì, no, secondo me la questione è che noi abbiamo radici più profonde. La Liga nasce qui, la prima, la Liga Veneta nasce qui, poi incontriamo Bossi. Le motivazioni della Lega Lombarda erano molto più economiche rispetto alle nostre, che ho spiegato prima, e poi sono arrivati a traino, diciamo, i piemontesi. Ricordiamoci che i piemontesi avevano una storia un po' diversa dalla nostra, avevano un certo cavour e altre cose, perciò sicuramente c'era maggiore difficoltà. Poi c'è il territorio operaio, c'è proprio un retroterra anche economico, sociale totalmente diverso, dove era molto più difficile attecchire rispetto che da noi. Va bene, qui il tempo sta scivolando via, devo andare molto veloce. E adesso andiamo invece al momento di passaggio. Siamo al 6 aprile del 1992 e a questo punto, come dire, inizia da una parte la lenta ma inesorabile discesa, anzi dalla lenta alla veloce discesa dei partiti tradizionali, come si diceva al tempo, e il balzo della Lega. Vediamo questo RVM sonoro, l'inserto è il 22. Velocemente sui dati appunto del 6 aprile del 92, quando sono state le elezioni. Vediamolo insieme. In tutta la provincia per il Senato, parliamo del Senato, totalizzate grosso modo un 20%, ecco, un commento su questo risultato. Ritengo sia un buon risultato, nonostante la lista parassita della Lega Autonomia Veneta di Rigo, che è un socialista, ci ha danneggiato in maniera evidente. Io ritengo che gli onorevoli che andranno a Roma dovranno subito ricorrere contro Scotti, in quanto dimostreremo come questa lista abbia creato confusione agli elettori e perciò ha carpito la buona fede degli elettori che hanno votato la lista sbagliata. Ecco, tentiamo una lettura anche se magari è difficile. Il voto che vi ha premiato è di protesta o approva i vostri programmi? Ma io penso che noi abbiamo dei programmi e facciamo proposte. Non so, io ho visto una cosa, che la gente non ha votato i partiti che hanno governato male, questo è importante. Dopodiché noi abbiamo programmi, abbiamo uomini validi, perciò siamo convinti di avere proposte, di poter portare avanti. Non credo alla protesta. Quindi non un voto di protesta, ma... Non saremmo qui. La dimostrazione è che non saremmo qui oggi a parlare perché noi ci siamo ancora. Altri partiti che sono nati 5 anni fa si stanno poco a poco spegnendo. Stavo appunto perché molti e poi il Movimento 5 Stelle l'avevano affiancato come, diciamo così, un nuovo movimento molto simile a quello delle Leghe. Sì. In realtà mi pare di capire, insomma, no. Quindi è un voto costruttivo quello che vi fa fare il balzo in avanti. Il vero balzo lo facciamo con le amministrazioni comunali, ecco, perché noi il radicamento è stato dato anche nel territorio, perché abbiamo iniziato a avere sindaci della Lega e dimostrare che non serviva essere della DC per amministrare bene, anzi forse c'era chi riusciva a amministrare meglio perché non aveva un certo retaggio e guardava in maniera diversa. Ricordo il movimento di sindaci negli anni 90, fondato da Beppi Covre, c'era Cacciari, guardavamo avanti, la nostra era una politica dinamica, non statica rispetto agli altri. Ecco, ma allora la domanda è, si prende più consenso con parlamentari a Roma o con sindaci nel territorio? Allora, il consenso dato nel territorio è un consenso dato su come amministri, su quel che fai. A Roma bisogna avere le capacità di riuscire a portare le vere istanze del territorio e dimostrare al territorio che tu fai delle battaglie per portarle avanti, non fai un'enunciazione di cose che non vanno, ma poi ti impegni con proposte per portarle avanti, perché la politica del no o del non va, noi abbiamo sempre posto una politica di questo non va bene, proviamo a fare così. Noi abbiamo sempre dato non solo il no. Il dramma del Consiglio Comunale oggi della politica è il no.
lo dice la Lega, allora non va bene. Ecco. La legislatura appena passata in Consiglio Comunale si è caratterizzata per alcuni voti dell'opposizione a favore della politica dell'amministrazione leghista. Questo ha fatto scalpore sui giornali. Cioè, non si dà per scontato se uno fa bene, l'opposizione deve votare e dire va bene, no, si dà per scontato che se tu sei opposizione comunque devi votare contro per principio. Ecco, però io volevo tornare all'impegno nel locale e l'impegno nel nazionale. Sì. L'impegno nel locale fa sì che insomma, tu rispondi subito al tuo elettore, perché il sindaco risponde immediatamente di una cosa e di un'altra, deve risolvere problemi. Quando si va invece in Parlamento i tempi sono più lunghi, più dilatati e forse il lavoro si nota meno. Sì, però se tu dimostri che lavori, che poni il problema, fai l'interrogazione, l'interpellanza, all'ordine del giorno in Parlamento, poni il problema e poi dai risalto a quello che fai, il territorio ti riconosce l'impegno. Cioè, il cittadino non chiede tutto subito, però vuole vedere l'impegno che tu ti sei preso, le promesse che hai fatto le vuole vedere tramutate, poi non ci riesci perché vari in base alla percentuale che hai, però vedono l'impegno. A casa ho faldoni di interrogazioni comunali ma anche parlamentari, faldoni interi. Ecco. Sì, tra l'altro abbiamo già finito il tempo, però io l'ultima parte la devo fare per forza. Ci torneremo su questo concetto perché secondo me chi ci ascolta, soprattutto i giovani, dalle esperienze vostre riesce a maturare come deve essere la politica o comunque il servizio alla gente, alla popolazione del futuro, perché solo così secondo me si può crescere vedendo le esperienze di ognuno. Allora, torniamo invece al 6 aprile del 92, a questo balzo in avanti, andiamo a vedere il servizio degli eletti a Roma, il 7 aprile 92, e scopriamo che qualcuno passa da Treviso a Roma, come abbiamo scritto proprio nel titolo che vedete adesso, da Treviso a Roma. Il servizio è il C23. Finora sono soltanto 5 i politici trevigiani riconfermati in Parlamento. Anche nel Veneto, infatti, molte vittime illustri e molta aria nuova, non si sa ancora quanto rinfrescante. Al Senato si è riconfermato il senatore Angelo Pavan, sebbene ultimo tra gli eletti. Certo non brillante neppure il risultato del ministro Carlo Bernini, che si è comunque guadagnato il suo primo ingresso a Palazzo Madama. Sempre al Senato siederanno 2 volti nuovi targati Lega Nord. Si tratta di Valentino Perin di Vittorio Veneto e di Antonio Serena di Cornuda, oggi al Fiere del Federalismo dopo una militanza nelle file del Movimento Sociale. Al Senato anche Pierluigi Ronzani, eletto nel collegio di Conegliano nelle liste di Lega Autonomia Veneta. Per lui un recente distacco dal Partito Socialista. Il sesto senatore trevigiano dovrebbe essere Luciano Benetton. Manca l'ufficialità e servono nuovi conteggi per quella che sarebbe una vittoria per qualche centesimo di percentuale sul candidato di Padova. 4 i democristiani a conquistare il seggio di deputato. A fronte della sconfitta del partito c'è stato dunque un esito nel gioco delle preferenze superiore alle attese. Quasi 22.000 i voti per Lino Armellin, secondo dopo il capolista veneziano Malvestio. Al terzo posto Mario Fraton, forte del sostegno degli ex fanfaniani della provincia. Quindi Bruno Zambon, uomo della Coldiretti, riconfermato anch'egli a Montecitorio. Ultimo tra gli eletti il volto nuovo Antonio Cancian, giovane doroteo sindaco di Mareno di Piave. Nello scudo crociato trevigiano la sconfitta della clista e referendaria Rina Biz sembra un segnale ben significativo. Tra i nuovi alla Camera della Lega Nord, il leader della Liga Franco Rocchetta, forte di un numero altissimo di preferenze, potrebbe però preferire l'elezione a Padova, lasciando così spazio a Meo Zilio. Vanno sicuramente a Montecitorio Fabio Padovan di Santa Lucia di Piave e Mauro Michelon, consigliere provinciale e nel comune di Treviso. Con quasi 16.000 preferenze si riconferma il socialista Maurizio Sacconi. La sua consolidata posizione di uomo di governo dovrà però fare i conti con i nuovi equilibri politici. Il valzer delle preferenze ha lasciato pochissimo spazio alle donne nei nostri collegi. L'unica trevigiana sicuramente eletta è Adriana Vigneri del PDS, docente universitaria a Foscari. Il gioco del quoziente nazionale tiene ancora in ballo la repubblicana Rossella Borsato, consigliere comunale nel capoluogo.
Tra vincitori e vinti bisogna ricordare alcune vittime eccellenti, soprattutto la di Citina Anselmi e ancora il socialista Siro Zanella, il PDSino Renato Donazzon. Il gioco dei resti e dei recuperi può comunque far continuare a sperare qualcuno degli esclusi. In una battuta, quando seppe che doveva andare a Roma, cosa provò? Non ci credevo. Non solo io, anche mia madre. Mia mamma ci ha messo una settimana per capire che era stato eletto. Io, quando sono andato a casa gli ho detto: mi hanno eletto parlamentare. Lei mi ha risposto: ma il tuo posto di lavoro? Ho detto: stai tranquilla, vado in aspettativa. Beh, allora va bene. E dopo una settimana che arrivano i telegrammi con scritto onorevole Michelon, ho detto: arrivano i telegrammi dove c'è scritto che sei onorevole. E ho detto: sì mamma, te l'avevo detto una settimana prima che mi avevano eletto. Ecco. Questa è, la racconto sempre perché è così. Senta, per ultimo ci fa vedere la tessera, perché lei comunque... Sì, questa è la tessera datata 27 novembre 83 della Liga Veneta, che conservo gelosamente con tutte le altre, perché a casa ho tantissime reliquie che parlano di questo partito, e l'evoluzione di un partito si vede anche dalle tessere, da quello che c'è scritto. Allora, ci fermiamo qui perché il tempo è finito, ci rivedremo presto perché è il primo di una serie di capitoli per quello che è il movimento della Lega, che è stato, è e sarà, quindi una storia che stiamo cercando di raccontare per capire anche il futuro insieme. Grazie Mauro Michelon, grazie a tutti voi per l'attenzione, come sempre l'appuntamento tra 7 giorni.